E benvenuti in questa prima live. C'ho il ritorno in cuffia, scusate. Allora, tanto ci sistemiamo questo. Ok, non mi sento più in cuffia, perfetto. Quindi, dovreste sentirmi almeno voi, teoricamente. Scrivetemi nei commenti se mi sentite, perché altrimenti sono qui a parlare da solo come uno scemo. E quindi siamo qua, adesso aspettiamo che arrivi un po' di gente e poi iniziamo. Iniziamo perché ci sono un paio di cose di cui parlare. Intanto iniziate a scrivermi nei commenti chi c'è, si identifichi come presente, così iniziamo a capire un po'. Vedo che c'è. Buon pomeriggio. Ho la schermata troppo piccolina e non vedo. Alessandro Naccarato, buon pomeriggio. Pomeriggio anche a te. Benvenuto. Adesso iniziamo a parlare. Aspettiamo che arrivi un po' di gente e iniziamo a farci una chiacchieratina su il press Giulini perché sono arrivate, inizio già a dirvelo un po', nelle ultime trasmissioni a cui ho partecipato sono arrivati diversi commenti nei miei riguardi dicendo che sono un pro Giulini, che lo difendo e tutto quanto, ma ho proprio indetto, tra virgolette, questa diretta proprio per appurare ogni dubbio di chi mi attribuisce questa simpatia nei confronti del presidente, che non so, ehm, può essere sembrato, me ne rendo conto che può essere sembrato che io abbia particolare simpatia per Tommaso Giulini, ma in realtà la situazione è molto più complicata di così, anche perché, cioè, insomma, ehm, parliamoci chiaro, non è tutto bianco o tutto nero parlare di una squadra di calcio o comunque di una presidenza di una squadra di calcio. Non gira tutto attorno ai risultati sportivi o quello che i risultati ottenuti sul campo, eccetera. Cioè ci sono altre, ben altre tematiche da prendere in considerazione e sono qui proprio per prenderla in considerazione. Intanto qui ho messo solo iscritti e ho sbagliato. Anzi, oh wow, siete già 10, non me l'aspettavo. Grazie per essere già in 10. Ehm, Adesso iniziamo, eh. Intanto imposto la chat per tutti. Bella domanda. Preferisci più Giulini o Cellino come presidente? E insomma, è una bella sfida. Perché per il momento Giulini in prigione ancora non c'è andato. Cellino sì, ma andiamo a vederlo poi bene nel dettaglio, andiamo a vederci anche un po' di dati, perché Cellino aveva i suoi pro e i suoi contro, come Giulini ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente una cosa che li distingue è la libertà di azione che lascia ai propri direttori sportivi, perché Cellino non lasciava nessun tipo di libertà ai propri direttori sportivi. Erano molto più pupazzi, diciamo, rispetto a quanto non lo siano i vari Capozucca, Bonato, Carli, eccetera. Anzi, Giulini lascia, forse delega anche troppo ai direttori sportivi di avere carta bianca. Quindi sono molto opposti su questo aspetto, Cellino e Giulini. E non è che vada necessariamente a favore di Giulini questo, anzi, perché molto spesso lasciare troppo carta bianca a magari qualcuno che non è perfettamente competente in quanto a essere direttore sportivo può portarti a fare errori anche grossolani, come per esempio acquistare dei nomi piuttosto che dei giocatori validi, ad acquistare dei giocatori che sono stati validi e poi magari alla fine non si sono rivelati utili alla causa quanto effettivamente dovevano essere, e infatti poi i risultati sono stati che ok, intanto la chat è aperta a tutti, non sono stati poi effettivamente
non hanno reso quanto avrebbero dovuto rendere quando sono stati acquistati dal Cagliari. Infatti nel Cagliari poi si sono creati dei buchi di bilancio abbastanza importanti. Ehm, e quindi sì, ci sono vari aspetti da considerare. Però se mi chiedi chi preferisco più tra Cellino e Giulini, per la conoscenza che aveva del calcio dopo le sue varie vicende a Cagliari, per la conoscenza che aveva del calcio italiano e per la strada che si era anche fatto Cellino, ehm, effettivamente si era anche fatto strada nei piani alti. Era, se non sbaglio, era vicepresidente della FIGC o della Lega Serie A. Cellino, ora non ricordo perfettamente quale dei due. Però Cellino comunque aveva imparato a stare dentro il mondo del calcio, ma non prima di aver fatto anche lui le sue grandi cazzate, per essere sinceri. Perché anche lui nei primi 10 anni della sua gestione è voluto partire a voler fare direttamente tutto lui, a dover passare, che quella è una cosa che non ha mai perso tra l'altro, a voler fare tutto lui, e questo lo ha portato spesso e volentieri a fare male, molto male, perché per esempio tu non puoi passare in 3-4 anni a essere in semifinale di Coppa UEFA e ritrovarti poi a retrocedere in uno spareggio nel 97. Buonasera a... Mo mi devo riprendere la chat. Ok, me la tengo qua così vedo chi... Ah, Sergio Massa, buonasera, buonasera. Ehm, non è così semplice Cellino Giulini. Per quanto riguarda Cellino, stavo dicendo, lui ha imparato dopo, a sue spese, ovviamente, a stare nel mondo del calcio, perché ha preso intanto una squadra ben costruita dagli Orru, una squadra che navigava comunque con, con grande tranquillità e, in Serie A si era appena salvata con Mazzone, l'anno che Cellino è entrato ad avere la proprietà del Cagliari, e diciamo che era una squadra che aveva grande potenzialità, perché aveva già in organico diversi giocatori molto importanti. Uno su tutti mi viene in mente, erano gli uruguaiani, Pepe Herrera, Francescoli, Fonseca, che tra l'altro è stato anche il perno del passaggio di proprietà del Cagliari dagli Orru a Cellino, perché praticamente, se noi andiamo a vedere effettivamente i dati, la cifra che Cellino ha speso per acquistare il Cagliari Calcio dagli Orru non è molto lontana dalla cifra che ha speso subito dopo Ferlaino per acquistare Daniel Fonseca dal Cagliari. Quindi è come se il presidente del Napoli in quel momento avesse comprato il Cagliari per Cellino. Tutto questo poi si è scoperto dopo che era per evitare che Daniel Fonseca, l'attaccante che era al periodo in forza al Cagliari, andasse alla Juventus, quindi a una squadra concorrente del Napoli in quel periodo. Peccato che poi Fonseca alla Juventus ci è andato lo stesso 3 anni dopo, ma non era sicuramente lo stesso Fonseca decisivo che era in quel periodo quando era a Cagliari. Ha preso una grande squadra e ha voluto continuare a investire tanto sul Cagliari Calcio. Cellino voleva portare la squadra in alto, però ha fatto grandi investimenti, questo bisogna dargliene atto assolutamente, perché ha portato tanti giocatori di valore. Uno su tutti mi viene in mente Deni Valdés. Deni Valdés era un grande giocatore. Il problema che aveva Cellino è che si fissava su determinati giocatori, e questa è la situazione di Massimiliano Allegri. Allegri perché? Perché acquisto più costoso dell'era Cellino adesso non lo so, però è Fabrizio Cammarata. No, lo so, è Fabrizio Cammarata l'acquisto più costoso dell'era Cellino. Non mi ricordo per quanto, però aveva comprato... ehm, l'immagine lagga un po' e la voce è un po' bassa. Posso aumentare poco a poco, vediamo se aumenta dal microfono, così va meglio di voce. Per il fatto che laghi un po' è perché sono in diretta sia sul Twitch che qui su YouTube, e ho un po' la linea internet sovraccaricata perché lo sto dividendo con OBS, perché non ho i soldi per comprare StreamYard. Ehm,
stavo dicendo, l'acquisto più oneroso dell'era Cellino era Fabrizio Cammarata, arrivato per il secondo anno di Serie B, ma che poi effettivamente sì, ha fatto tanti gol, la coppia Suazo-Cammarata era diventata una grande coppia di attaccanti, peccato che però poi quando c'era da essere decisivi Cammarata un po' mancava in questo. Come stavo dicendo, alla fine è stato Ferlaino a comprare il Cagliari a Massimo Cellino. Ehm, Poi Cellino comunque ha fatto grandi investimenti, Deli Valdés si fissava con i giocatori, ecco dove ero arrivato, si fissava con i giocatori come era successo nel caso di Allegri, si era talmente fissato su Allegri che l'aveva acquistato e voleva puntare su di lui, poi alla fine per far giocare Allegri fece andare via Gianfranco Matteoli, lo fece andare a finire la carriera al Perugia. Tutto questo per dare spazio a Max Allegri, un Max Allegri che poi solo l'anno dopo andrà via dal Cagliari. Cellino aveva imparato ad avere molto occhio per gli affari, per i giocatori, eccetera. E praticamente chi era quando c'è stato Sandro Vitali, quando ci sono stati Marocco, i vari Marocco, eccetera. Maggior parte dei movimenti o comunque dei giocatori li selezionava lo stesso Cellino. Era lui stesso, tra l'altro, che andava che volava in Sud America per i giocatori uruguaiani, eccetera. Era grande amico con Paco Casal. Ehm, Reputo clamoroso il mancato esonero di Allegri all'inizio del 2008-2009. Clamoroso sì, però torniamo a quel fatto che Cellino sicuramente, come tra l'altro ho detto nel video che ho fatto per quanto riguarda proprio quella stagione, Allegri non è stato cacciato da Massimo Cellino perché, a parte che la squadra giocava bene, stava dando dopo già alla terza giornata iniziava a dare segnali incoraggianti la squadra, per quello Allegri non è stato mandato via, ma non solo quello, Allegri si è dimostrato di essere un aziendalista come lo era stato Arrigoni. Quindi Cellino ha detto piuttosto che affidare magari la panchina di nuovo a qualcuno che cerca di remarmi contro o comunque vuole fare quello che vuole, come era magari successo con Giampaolo, tengo Allegri, vada come vada e quindi così. La live è su Cellino o Giulini? La live è su Giulini, ma la prima domanda che mi è stata fatta è chi preferissi tra Cellino e Giulini. Quindi per fare un paragone purtroppo devo contestualizzare. E quindi quello è il punto. Poi per quanto riguarda Giulini invece, a differenza di Massimo Cellino, ha scarsissima conoscenza del calcio, nonostante sia stato azionista dell'Inter, come mi hanno fatto notare, ed ero bene al corrente di questa cosa. Era sì azionista dell'Inter, ma non penso rientrasse assolutamente nelle decisioni del club o comunque si occupasse, sono ben convinto che si occupasse di tutto la famiglia Moratti a suo tempo e quindi non penso che abbia acquisito nessuna esperienza in quanto a come gestire una società di calcio. Infatti poi tornando a parlare di Giulini, il primo errore che ha fatto, a parte che ha preso una squadra che sicuramente era ben diversa da quella che aveva preso Cellino, era una squadra che era stata costruita per guadagnarsi la salvezza e basta, nient'altro. Giulini ha voluto strafare al primo anno senza nessuna competenza per quanto riguardava il calcio effettivo, quello che c'è tutto attorno al calcio. Ha detto vabbè, prendo un sacco di giovani, gli metto Zeman, faccio un sacco di plusvalenze e mi preparo la piazza per dare a quello che ho promesso alla prima conferenza stampa, che tra l'altro è uno dei commenti per cui ho indetto questa live, che è questo qui, che è arrivato durante la trasmissione di Sporticus in cui ero ospite. Il suo primo anno di presidenza ha promesso una marea di cose, andate ad ascoltare l'intervista, ha illuso la gente. Giulini non ha illuso la gente su questo punto di vista. Io penso che abbia proprio sbagliato completamente come impostare quello che ha promesso, perché lui quello che voleva fare, la squadra per fare quello che voleva fare poi è riuscita a costruirla nel 2019-2020, perché parliamoci chiaro, quella squadra aveva un valore di mercato di circa 200 milioni, 181 se adesso andiamo a vedere tra poco su Transfer Market il valore della rosa di quell'anno.
Quello che ha sbagliato Giulini è voler strafare senza avere effettive conoscenze del calcio, perché ha detto faccio un sacco di plusvalenze e mi preparo le casse per fare investimenti e portare giocatori importanti a Cagliari e andare verso l'Europa. Nel frattempo ha iniziato a avviare anche le cose per lo stadio, perché il suo obiettivo, come ha detto nella sua prima conferenza stampa, era di arrivare a avere un Cagliari competitivo in campionato e in Europa per il centenario, per il 19-20. Lo stadio, a quanto abbiamo visto ieri, hanno approvato la demolizione che partirà nel 2025, che tra l'altro, se vogliamo dare un punto a favore a Giulini, lo stadio effettivamente sta riuscendo a progettarlo e passare dalla progettazione alla costruzione, però non si può non considerare il fatto che Giulini ha sbagliato tantissimo, tantissimo. Poi se vogliamo partire dal 2014, quando ha acquistato la società, il primo errore è stato affidarsi a Zeman e non avere fiducia poi nella decisione che ha preso. Come ha detto lo stesso Cellino, Zeman è una fede, e se tu affidi la squadra a Zeman, devi anche fidarti di Zeman. Non è solo affidargli la squadra e costruire una squadra. Purtroppo 19-20 poteva essere il grande ritorno in Europa, invece finì malissimo. I parametri di valutazione sono due: economici e risultati sportivi. Sia economicamente che per risultati sportivi stravince Cellino. Ma in realtà non tanto, In realtà non tanto, perché anche Cellino ha fatto i suoi grandi buchi. Cioè, nel 99-2000, quando il Cagliari Calcio è retrocesso, che aveva uno squadrone, Cellino ha perso una marea di soldi e ha dovuto rifare la squadra. Perché anche l'anno prima, tra l'altro, aveva fatto uno squadrone, aveva investito di nuovo tanto. Cellino per i primi 10 anni ha fatto un buco nel Cagliari enorme. Per quello poi, quando siamo tornati in Serie A, l'obiettivo massimo è stata la salvezza, perché non se lo poteva più permettere, perché doveva risanare i buchi. E alla fine mi sa che è riuscito a chiudere quando ha venduto con 300.000 euro, forse, di debito, una cosa del genere. Per quello è riuscito a vendere. Quindi non diciamo... Non spariamo troppo su Cellino grande presidente, perché anche Cellino ha fatto le sue cazzate, soprattutto nei primi 10 anni, che ci sono costati 4 anni di Serie B consecutivi. 4 anni di Serie B consecutivi. Stagione 19-20 poteva essere il grande ritorno in Europa. Assolutamente sì, poteva essere il nostro grande ritorno in Europa. Quello che è successo è che secondo me si è distrutto lo spogliatoio. Se vi ricordate, in quel periodo era successa quella cosa strana che hanno poi insabbiato totalmente. Quella cosa strana che Pavoletti si era spaccato il ginocchio, si era appena ripreso e poi se l'era spaccato di nuovo. Pare, io mi ricordo questa cosa, pare che dietro ci fosse un litigio con Walter Birsa. Un litigio con Walter Birsa e non mi ricordo a che cosa era dovuto. Non mi ricordo se era effettivamente l'anno, ma già sotto la guida Zenga. Ma oltre quello c'era anche l'altro scheletro, che era la situazione di Castro e Clavan. Perché Castro, a quanto pare, se la faceva con la moglie di Clavan. Almeno questi sono i rumor. Poi bisogna vedere, ma penso sia vero. E quindi quello ovviamente ti mette in crisi uno spogliatoio. Assolutamente sì. Prima dello stadio deve essere competitiva la squadra e va bene i primi anni, ma adesso di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e mi pare che si continui a sbagliare, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica. Ma io in realtà per la guida tecnica, le guide tecniche che contesto a Giulini sono state, che ho contestato a Giulini, sono state Zeman, Di Francesco e Mazzarri e Liverani. Quelle sono state le 4 guide tecniche che ho contestato a Zeman, perché per le altre sinceramente non ho niente da dirgli. Anche per Nicola, io sono soddisfatto che ci sia Nicola a Cagliari per quest'anno, perché lo vedevo come l'allenatore più adeguato in questo momento. Pavoletti stava dividendo i due litiganti, wow, io questa non la sapevo. Comunque dicevo, per quanto riguarda la guida tecnica, io sono ancora convinto che Davide Nicola sia, in questo momento storico del Cagliari, sia il più appropriato, perché è una persona che
fa gruppo, lavora sulla psicologia dei giocatori, cosa che abbiamo visto essere importante. Davide Nicola non è Claudio Ranieri e lo sappiamo, però lavorare sul lato psicologico dei giocatori adesso è importante perché hai perso hai perso una spinta, una persona di carisma ed esperta come Claudio Ranieri, e per non far andare in sfiducia i giocatori, una guida tecnica con un allenatore buono, ma più che altro un motivatore, perché Davide Nicola è un motivatore, ehm, è secondo me la più azzeccata, la più adeguata in questo momento per il Cagliari. Soprattutto per quanto riguarda queste crisi, perché tanto arrivano in ogni squadra, ci sono momenti di crisi. Ehm, In momenti di crisi uno come Davide Nicola è uno che riesce a fare il gruppo e ricompattare l'ambiente, altrimenti avremmo perso anche contro la Cremonese se non così non fosse stato. E adesso sono curioso di vedere la partita col Parma. Questo è il punto. Baragiulini ne ha fatte tante di cagate, ne ha fatte tantissime, tante quante ne ha fatto Cellino. Se vogliamo parlare di bidoni portati a Cagliari come grandi giocatori, secondo me Cellino e Giulini se la giocano ancora, perché, cioè, vogliamo dimenticarci dei grandi giocatori portati da Cellino? I vari, che so, me ne vengono in mente 2 o 3. Nicola si dice che abbia la fame del traghettatore, ma non iniziare un progetto dall'inizio. Vero, vero, perché Davide Nicola, iniziando un progetto dall'inizio, si è sempre trovato a essere esonerato, ma per poi essere richiamato quando la squadra stava anche peggio. Ricordiamo Salerno. Non è servito a molto, però, se non sbaglio, era l'anno scorso che Nicola, no, 2 anni fa, che aveva fatto, non mi ricordo quando era stato chiamato a inizio stagione, esonerato e poi richiamato. Non mi ricordo se era la Salernitana l'anno scorso, no, perché l'anno scorso era a Empoli, o se era un altro anno, l'anno che forse il Cagliari è retrocesso stesso, non mi ricordo, l'anno che poi si è salvato, non ricordo. Però sì, Nicola ha questa fama purtroppo, però secondo me anche l'ambiente conta molto e secondo me un ambiente come Cagliari può mettere, come è sempre stato in passato tra l'altro, può mettere in condizioni un allenatore con le caratteristiche di Davide Nicola per esprimersi al meglio. Lo è stato anche per tanti giocatori questi, ci sono stati tanti giocatori che sono venuti a Cagliari per magari ritrovare loro stessi, per giocare in un ambiente tranquillo, e hanno fatto benissimo a Cagliari. Poi appena sono andati in una piazza poco poco più importante su cui avevano un po' più di pressione, hanno fatto male. Molti giocatori a Cagliari, quando sono stati a Cagliari, hanno fatto molto bene anche perché l'ambiente gli dava la possibilità di fare bene. Guardate Fabian O'Neill. Fabian O'Neill è stato il giocatore più forte, a detta di chi ha giocato con lui, il giocatore più forte che sia mai passato da Cagliari. E solo a Cagliari è riuscito a giocare così bene, perché quando è andato a Torino, quando è andato al Piacenza, se non sbaglio, non è mai riuscito a ripetersi. Poi ovviamente sappiamo benissimo quali erano le problematiche di O'Neill, purtroppo. Però, vero, Nicola si dice che abbia la fama del traghettatore, ma non di iniziare un progetto dall'inizio. Secondo me può fare meglio di quanto abbia fatto finora, di quanto abbia fatto finora col Cagliari. Potrebbe essere anche la sua stagione, a volte lo sappiamo che arriva una stagione in cui le cose poi alla fine ti girano bene. Secondo me Nicola è nell'ambiente giusto per portare il suo gioco bene, portare il suo gioco in una piazza che potrebbe essere adeguata, e quindi secondo me è adatta la guida tecnica in questo caso. Non lo era sicuramente Di Francesco, perché Di Francesco se non gli dai quello di cui ha bisogno, la squadra fa lo scatafascio, e infatti l'abbiamo visto. Ci dici qualcosa sui DS scelti da Giulini? Secondo te quanti milioni bisogna investire per una rosa centroclassifica? Perché solo così si può vedere l'operato di una società. Nel mercato pazzo attuale non bastano 70 milioni con questa rosa. Purtroppo a volte non è neanche un fatto di quanto investi. Adesso vediamo, Davide, adesso vediamo i DS scelti da Giulini. Prima voglio parlare un attimo degli investimenti. Una rosa da centroclassifica a volte non è
non è quasi mai è collegato a quanto spendi sul mercato, perché ci sono squadre che con pochissimo ci sono squadre che con pochissimo ma con dei ottimi scouting, guardate l'Udinese per gli ultimi 10 anni ha vissuto con tante plusvalenze, investendo non tantissimo sul mercato. Con 10-15 milioni faceva il mercato, si comprava quei 4 giocatori, ma gli investimenti non li fa sul mercato. L'Udinese gli investimenti giusti li fa sullo scouting, li fa sulle persone che vanno a seguire i giocatori, manda persone qualificate a fare scouting. E sono, secondo me, quelli dell'Udinese, gli scout dell'Udinese sono forse alcuni dei migliori scout che ci sono in Italia sicuramente. Quindi non è neanche un fatto di quanto investi. Poi ovviamente Giulino ha investito tanto. Il problema è che si è affidato a dei direttori sportivi, perché Giulini, secondo me, si può intendere di portieri, non di giocatori di movimento, anche perché Scerri è stato scelto da Giulini e finora mi è sembrato un ottimo portiere, per quello che abbiamo visto almeno in Coppa Italia. Poi non sappiamo effettivamente, ha 19 anni, però è un giocatore della nazionale anche, quindi insomma 19 anni, giocatore della nazionale, per quanto sia albanese, ma l'Albania comunque ha il suo perché ultimamente. Quindi per dire, secondo me, io sono molto dell'idea che Giulini si sia affidato fin troppo a non mettere veto su le decisioni dei DS. Il gioco è in fase involutiva, bisogna prendere Sogliano del Verona come DS. Sì, ma se Sogliano del Verona è al Verona, che cosa lo prendi? È al Verona. Quando finirà il contratto col Verona, un DS competente, per esempio, uno che mi viene in mente è Sabatini. Sabatini ha fatto certi colpi che, cioè, per esempio, Sabatini ha scovato Javier Pastore, Abel Hernandez, Cavani, per dire. Sono quei direttori sportivi così. Cellino aveva gli agganci. Giulini non ha agganci e prende dei direttori sportivi che non ne hanno. Perché Capozucca, insomma, ha fatto bene il primo anno, poi secondo me si è puntato, come mi hanno fatto notare, e sono d'accordo su quello che mi hanno fatto notare, non ricordo precisamente chi, adesso mi scuserà se cito il suo pensiero, che Capozucca si è fissato o comunque aveva interessi su determinati giocatori a portarli a Cagliari. Non so bene a chi si riferisse in particolare, però secondo me questa cosa sotto di Capozucca, che ha una sua cerchia di giocatori da lanciare in qualche modo e piazzare e portarseli dietro, secondo me c'è questa cosa. Poi non dico che non ci sia stato utile, perché il primo anno che siamo scesi in Serie B e passiamo quindi all'anno 15-16, Capozucca ha fatto una grande squadra. Di Gennaro, Fossati, ha portato comunque giocatori, Melchiorri, Giannetti, erano giocatori di prospettiva. Melchiorri tra l'altro ha detto la sua anche in Serie A, poi col Cagliari, non dimentichiamoci questo. Il gioco è in fase involutiva. Allora, vedo forti le squadre che giocano. Allora, Luigi Incani dice: vedo forti le squadre che giocano per non retrocedere. Lo sono, ma insomma, Venezia sta ingranando adesso e ci sta. Io vedo male il Monza quest'anno, ragazzi, mi dispiace, io il Monza lo vedo male quest'anno. Saluto al Cagliari Club Vikings Danimarca, un saluto ad Andrea. Grazie per essere nella live. Adesso vediamo un attimo. Aspetta che sto andando troppo giù con i commenti, no, mi sto perdendo. Allora, squadre che giocano per non retrocedere. Sì, io vedo male il Monza quest'anno e anche il Venezia, nonostante abbia avuto questa vittoria per 2-1 contro, non mi ricordo contro chi è l'ultima giornata, contro il Genoa, abbia vinto 2-0 se non sbaglio. Anche il Genoa lo vedo messo male, dopo aver ceduto Reteghi, Gudmundsson e adesso l'infortunio di Malinowski. Se Vitiglia non prende per mano la squadra e Pinamonti non finalmente esplode come aspettiamo da tanti anni, io vedo male anche il Genoa quest'anno. Forti, la prima squadra a cui mi viene da pensare è il Parma. Il Parma è una bella squadra, ha un progetto solido che sta portando avanti da tanti anni, cioè da almeno 3 anni. Ha fatto... Cioè il Parma per esempio meritava di salire in Serie A l'anno che siamo saliti noi, parliamoci chiaro, è che ha trovato sulla strada Ranieri, altrimenti sarebbe passato il Parma ai playoff quell'anno. Anche il Bari sarebbe sciusciato lo stesso col Parma l'anno. E quindi sì, è competitivo quest'anno, ma secondo me il Cagliari, se riesce a trovare la quadra giusta, può dire la sua.
Lo può fare. Lo può fare. E Nicola, io sono convinto che Nicola, nel momento in cui uscirà dalla chiusura del suo pensiero e proverà a valutare altre soluzioni di gioco, potrà fare molto bene col Cagliari, ma ha bisogno di questo, di essere più aperto mentalmente al cambiamento o comunque cercare di capire quali sono le qualità che ha la squadra e adattare il suo gioco alle qualità della squadra, non adattare la squadra al suo tipo di gioco, e c'è una bella differenza. Allora, poi il gioco in fase evolutiva, ah vabbè, Soriano, questo l'ho già letto. Il punto non è questione di bilanci ma di società. Vero, vero, si è affidato a persone poco competenti o comunque con poche connessioni, tra virgolette, con pochi agganci. Purtroppo quello è vero. Poi Bonato, ma non è una questione di Bonato, è una questione anche di Carli, è una questione di Capozucca, tutti quelli che ci sono stati. Cioè, insomma, con Carli, per esempio, sono arrivati tutti quei giocatori che poi hanno fatto il 19-20 del Cagliari, ma poi cioè, gli è andata bene la prima volta quando hanno investito con i vari Simeone, però hanno speso milioni. Quello è il punto, hanno speso un sacco di soldi. Hanno speso, per esempio, hanno speso tutto quello che è entrato di Nainggolan, tutto quello che è entrato di Barella, l'hanno speso perché 15 milioni in Nandez, 16 milioni in Nandez, 10 milioni Pavoletti, 10 milioni Simeone, 15 milioni Rog e poi tanti altri. I colpi migliori forse sono arrivati a parametro zero. Isla, Borriello, Serna, Bruno Alves, tutti arrivati a parametro zero. Quelli sono stati i grandi colpi del Cagliari, secondo me. Perché quelli in cui hai speso Simeone, a me piace tantissimo come giocatore, Simeone. Infatti mi è dispiaciuto quando è andato via, però purtroppo ovviamente cioè, adesso guardate dov'è il Ciolito e meritava di stare in Serie A, di certo di non di scendere in Serie B col Cagliari. Però sì, purtroppo la società... Io sono di quell'idea. Giulini sbaglia le persone a cui affidarsi. Nicola ama giocare col trequartista. Beh, allora, no, come vedi Ivan Pireddu della Primavera potrebbe già aiutare la difesa della prima squadra secondo me, ma in realtà con la difesa siamo a posto, eh. Perché secondo me... Ah no, scusate, devo rispondere prima a Sporticus. A tuo modo di vedere dei DS passati in questi 10 anni, chi è stato il più efficace? Ti direi Carli, però neanche così tanto, perché Carli ha lavorato con tanti milioni, cioè Giulini per il periodo ha lavorato con tanti milioni, ha portato tanti giocatori per i risultati poi ottenuti sul campo, contando quel 19-20 che c'era Carli, ti direi quello, però secondo me nessuno dei direttori sportivi che è stato a Cagliari, tolto Capozucca l'anno della Serie B, per tutti gli altri anni, anche lo stesso Capozucca, nessuno ha lavorato come Dio comanda. Cioè, non c'è un mercato che ti fa dire fatto dal Cagliari sotto l'era Giulini, ma anche quello che ha fatto Cellino prima di andare via gli ultimi anni, non c'è mai stato tutto questo grande mercato del Cagliari, anzi, era una sorpresa quando vedevo che il Cagliari acquistava qualcuno con un nome conosciuto, sia agli ultimi anni di Cellino sia con Giulini. Quindi, cioè, io è questo che dico. Secondo me anche Cellino aveva capito che le casse del Cagliari sono troppo facili da prosciugare se vuoi cercare di andare più avanti. Infatti anche Cellino era per quello che si era fissato col voler fare lo stadio. Cellino aveva acquistato i terreni a fianco all'aeroporto per fare lo stadio del Cagliari. Purtroppo dopo che li aveva comprati, gli hanno bocciato il progetto perché era troppo vicino all'aeroporto. Quindi lui praticamente ha comprato dei terreni di cui alla fine non se ne fa nulla. Che ha ceduto poi insieme alla proprietà a Giulini, non so. Non so se sia dove stanno costruendo adesso l'Ikea. Non so niente di questo. Ehm, Poi mi hanno chiesto... come vedi, il Vampire della Primavera potrebbe già aiutare la difesa della prima squadra, secondo me. Allora, non so il suo ruolo. Io ho sentito parlare di Arba come terzino. Però, in fin dei conti... Allora, tanto Nicola dalla difesa 3 non si schioda. Quindi ragioniamo con la difesa 3. I giocatori ci sono. Obert, Palomino, Luperto, Vitesca. Zappa purtroppo va incluso perché lo sta facendo giocare lì, anche se io ripudio totalmente Zappa come braccetto di destra. Però... Ma potrebbe anche salire, potrebbe anche venire chiamato Piredu
a dare una mano alla prima squadra, anche se secondo me prima di lanciare un giocatore della primavera dovresti lanciare i giocatori che hai in organico. Uno come Obert su tutti sarebbe quello che lo merita di più, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere nella partita contro la Cremonese. Obert ha fatto un partitone e non è novità che sia un giocatore con qualità. Era immaturo quello sicuramente, però se viene chiamato puntualmente, anche se non gioca, viene chiamato sempre in nazionale e gioca titolare in nazionale sempre, ci sarà un motivo, il giocatore le qualità le ha. Io lo vedrei addirittura meglio di Luperto Obert in certe situazioni, quando magari devi affrontare squadre con giocatori veloci. Mina e Luperto sono lenti. Obert c'ha quello scatto che ti può dare una mano quando ti ritrovi a dover rincorrere. Poi Mina, speriamo si riprenda presto, perché non è il Mina che siamo abituati a conoscere. Però in quel caso comunque c'è Palomino, c'è Vitesca. Sta giocando Zappa adesso, purtroppo. Lì, anche se io ci vedrei molto bene Vitesca in quel ruolo. E quindi non lo so. Secondo me bisogna dare spazio a chi è in rosa. È che, vedi, un'altra delle cose che non sopporto è quando un allenatore si fissa con un giocatore. Perché, per esempio, in questo momento Nicola è fissato con Luperto. Che non mi dispiace, Non mi dispiace. Conosce già il gioco di Nicola, sa i movimenti che deve fare, tutto quanto. È un buon difensore, quello assolutamente. E ti garantisce costanza. Perché l'anno scorso, se andiamo a vedere, Luperto ha fatto tutti i minuti del campionato, 38 presenze su 38. Però a seconda delle situazioni delle squadre con cui ti ritrovi a dover giocare, forse Obert sarebbe più adatto. O Palomino, se sei contro degli attaccanti che sono molto... Se sei contro una squadra che gioca con 2 punti di peso, la coppia dei difensori, cioè i difensori, i 3 di difesa potrebbero tranquillamente essere Vitesca, Mina e Palomino. Perché hai bisogno di rocciosità dietro. Poi invece se stai affrontando una squadra che magari gioca, che ne so, col falso 9 per esempio, o comunque con attaccanti che giocano di velocità, hai bisogno di una difesa più rapida se vuoi giocare con la difesa 3, necessariamente. Quindi per la difesa, secondo me le alternative giuste ci sono 6 difensori. Il punto è che sta facendo giocare quello meno dato a fare il precetto di destra, tutto qua. A tuo modo di vedere il rapporto tra Cagliari e società... Ah no, volevo sapere se Nicola ama giocare col trequartista. Bah, allora, quello che abbiamo visto in Coppa Italia ha giocato addirittura col doppio trequartista. Ed è una probabilità che non è da escludere, che lo inserisca. Perché col 3-4-1-2 o 3-4-2-1 è necessario alla squadra perché hai bisogno di avere quei due o quel giocatore che ti fa da connessione tra il centrocampo e l'attacco. Che tra l'altro connessione che è mancata, di cui abbiamo sofferto tanto. Per quello non siamo andati a rete, cioè abbiamo segnato un solo gol nelle prime 5. È mancato proprio quello, la connessione tra attacco e centrocampo, specie contro l'Empoli. Contro l'Empoli è mancata tantissimo la connessione tra centrocampo e attacco. Quindi, secondo me sì, giocherà col trequartista Nicola. Giocherà addirittura col doppio trequartista potrebbe giocare, perché comunque c'hai Gaetano, Viola, Marin lo potrebbe fare tranquillamente, hai Gaetano, Marin, Viola e Felici. Quindi secondo me si può fare, e avendo questa varietà di alternative lo farà, le userà, perché al Cagliari è mancata la qualità sicuramente, e adesso che a quanto abbiamo visto pare stiano tornando in forma i giocatori con la qualità che può essere davvero utile in questo momento al Cagliari, potrebbe impiegarli. Niente di strano che possa mettere anche l'Uvumbo lì da trequartista, tra virgolette, anche se molto più presumibilmente farà il gioco di allargarsi sulla fascia e scappare. Poi vediamo un po'. Il rapporto tra Cagliari Società e Cagliari Tifoseria sono risanabili o insanabili? Allora, Cagliari Tifoseria e Cagliari Società, insomma, perché si è radicato ormai questo odio compulsivo nei confronti della società. Hanno i loro motivi, ma secondo me, per essere così arrabbiati con la società, perdono di vista anche
quella parte di cose buone che Giulini ha fatto. Cioè è pregiudizievole odare Giulini a prescindere. Ci sono cose che sicuramente devono causare indignazione, protesta, come le cose che abbiamo appena elencato, tra virgolette, no? Cioè fare tutte quelle stupidaggini a livello di assegnazione dei ruoli sicuramente ti porta ad avere la tifoseria contro e tutto quanto. Però bisogna anche contare una cosa, cioè Giulini ha aumentato senza ombra di dubbio il valore del Cagliari come impresa commerciale. Lasciamo perdere il lato sportivo per un attimo. Come impresa commerciale Giulini ha rivalorizzato il Cagliari perché ha rifatto il logo, cosa importante. Quindi rivalorizzazione del marchio, merchandising, importante perché ha praticamente rifatto il merchandising, ci punta molto sul merchandising, sul design. La mascotte, sembra una stronzata la mascotte, ma ho letto un articolo prima e sono d'accordissimo. Pulli che va sotto la curva, che ha fatto il Giro d'Italia, anzi d'Europa, che va sotto la curva a prendere i fischi. Vi ricordate che Pulli c'ha sulla maglietta del Cagliari, no? E avete presente che nella maglietta del Cagliari ci sono gli sponsor? E sai quanto vale avere virale Pulli con tutti gli sponsor messi sulla maglia? Cioè, a livello sportivo, se noi dobbiamo guardare solo il lato sportivo, Giulini è un presidente mediocre. Se andiamo a vedere però anche il lato, come dire, dell'azienda, il lato commerciale, Giulini l'ha dimostrato che è un ottimo imprenditore. Anche se ha fatto le sue cagate anche da imprenditore. Vi mando a vedere il video che ho fatto sul caso Florsid. Vi mando a vederlo perché se c'è veramente da incazzarsi con il presidente Giulini, quelli sono i motivi, non hai comprato un giocatore scarso per il Cagliari. Quindi vi mando lì a vedere poi dopo quel video, come finisce la live, andate a vedervelo e poi ne riparliamo venerdì prossimo in un'altra live. Quindi secondo me il rapporto tra Giulini e Cagliari tifoseria è destinato a incrinarsi finché non affiderà definitivamente la squadra nelle mani di qualcuno che di calcio è competente, ma non per forza cedendo alla società. E anche se basta che faccia come tanti presidenti, si fanno da parte e mettono tutto nelle mani di un amministratore delegato che capisca di calcio però. E quindi decida lui, faccia lui i bilanci, decida lui a chi affidare la campagna acquisti, quindi al direttore sportivo, ma che se ne occupi qualcuno di competente, perché se lui non è in grado di essere così giusto nel scegliere le persone a cui affidare determinati ruoli, cioè i risultati poi porteranno sempre ad incrinarsi un po' di più il rapporto tra Cagliari società e Cagliari tifoseria. Quindi risanabili sì, ma deve fare un passo verso il buonsenso Giulini e ammettere i suoi errori. E poi la tifoseria sta a perdonare, tra virgolette, Giulini per gli errori commessi e poi perdonarlo e cercare di incitare e di apprezzare poi il fatto che abbia cambiato rotta, mettiamola così. Quando dici che Nicola non deve adattarsi alla squadra, intendi il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2? Beh, 4-4-2 no, perché non c'ha gli interpreti per fare il 4-4-2. Purtroppo il mercato è stato impostato, come diceva l'amico del gruppo Solo Cagliari Calcio, adesso mi sfugge il nome, mi perdonerà se mi sfugge il nome in questo momento, però nell'ultima live mancano gli interpreti per fare il 4-4-2, ti mancano i terzini. Perché da una parte sì, c'hai Augello, dall'altra c'hai Zappa, se proprio vuoi metterlo, dall'altra parte magari puoi adattare Obert. Dall'altra parte chi adatti? Vitesca a fare il terzino destro? È lento per fare il terzino destro. A quel punto lo metti in una difesa a 3. Ti mancano gli interpreti per passare al 4-4-2. Secondo me l'adattamento migliore è quello che abbiamo visto in Coppa Italia, il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2.
con Piccoli e la Padula. Luvumbo lo vedo meglio in questo momento a partita in corso, perché non ce la fa cioè anche contro la Cremonese Luvumbo si è smarrito da quando è andato via papà Claudio Ranieri. Luvumbo è irriconoscibile, quindi Luvumbo deve un po' riprendersi, perché lo vedo troppo sfiduciato ultimamente. Come ha visto i risultati non arrivare nelle prime giornate, è andato sempre di più in sfiducia, ha iniziato a creare sempre meno, colpendo solo legni. E poi abbiamo visto quello che è successo contro la Cremonese, che ti ritrovi da solo con l'occasione di riscattarti davanti al portiere e tiri una ciabatta. Quindi, secondo me, Nicola deve lavorare molto anche sulla testa di Luvumbo in questo momento. 4-4-2 mi sembra molto poco probabile che venga adottato. Il Cagliari in campionato ha troppo le polveri bagnate. Vero, abbiamo colpito più pali di tutte le altre squadre di Serie A. Pali, traverse, tiri, forse abbiamo la più alta percentuale di tiri effettuati. Eppure abbiamo segnato solo una volta, su un regalo della difesa del Como, tra l'altro. Quindi, polveri bagliati, il Cagliari si deve sbloccare e io spero che il gol segnato, era importante che segnassero su azione contro la Cremonese, perché e non, il gol non arrivasse contro la Cremonese, il fatto che il gol non sia arrivato né su calcio piazzato, né su calcio di rigore, né su autorrette o bambola della difesa, ma sia arrivata per un'azione ben costruita del Cagliari, è importante a livello psicologico per far sbloccare la squadra. Secondo me, più di passare il turno eccetera contro la Cremonese, che tanto quanto la Coppa Italia, cioè, parliamoci chiaro, il Cagliari non può andare in Europa prima di avere il nuovo stadio, perché altrimenti andrebbe a giocare a Udine, alla Blue Energy Arena, perché il Sant'Elia, la Unipol Domus non rientra negli stadi UEFA, non rientra in lista UEFA. Stavo dicendo, mi sono perso. Il campionato alle polveri bagnate. Sì, no, dico, per quello aveva bisogno proprio di segnare quel gol, sbloccarsi a livello psicologico anche sul fatto di essere in grado di poter segnare su azione. Quello è il punto. Poi sono d'accordo su Obert, tra l'altro, dice Gianluca. Sono d'accordo, Obert, tra l'altro, nel 2018 in Slovacchia vinse il Trenino d'oro come miglior terzino under slovacco. Lo è. Le potenzialità di Obert le avevamo viste e anche Ranieri lo diceva che Obert era un grande giocatore, aveva bisogno di maturare. E Ranieri non è uno che di calcio non le capisce, abbiate pazienza. Obert, ma lo avevamo visto da subito che Obert aveva determinate qualità da giocatore moderno. Lui può essere tranquillamente un braccetto a 3 di una squadra moderna, un braccetto di sinistra di una difesa a 3 di una squadra moderna, ma tranquillamente Obert ha grandissime potenzialità. A mio giudizio 4 in difesa Vitesse, Mina, Luperto e Palomino. Secondo me con una difesa così stai invitando gli avversari ad attaccarti nella tua area, perché vuol dire che stai praticamente Davide, scusa, la difesa a 4 così portano solo benefici. No, secondo me, il mio punto di vista, io rispetto il tuo chiaramente, non è che vada contro, però per il mio punto di vista una difesa a 4 del genere è un catenaccio. Sono 4 difensori centrali. Cioè, una difesa a 4 del genere vuol dire che vuoi parcheggiare il pullman davanti alla porta. Perché poi perdi in fase di... Cioè, l'uomo che metti in più... ricordiamoci, l'uomo che metti in più in difesa lo stai perdendo o a centrocampo o in attacco. E per un Cagliari che comunque... Cioè, ha subito, ok, 6 gol nelle ultime 2, ma nelle prime 3 ne ha subito uno solo di gol. Cioè, 0-0, 1-1... Ha subito 2 gol nelle prime 3. La difesa, secondo me, non ha tutti questi problemi. Ha bucato contro il Napoli, merito al Napoli. Contro l'Empoli era sbagliata la formazione in campo. Al secondo tempo. Al primo tempo, secondo me, il Cagliari ha giocato anche discretamente. Però bisogna continuare a ragionare, purtroppo, per quanto sia naturale andare a pensare a una difesa a 4 in questa situazione, secondo me bisogna continuare a ragionare in difesa a 3. Perché secondo me il Cagliari a centrocampo è il centrocampo che può fare la differenza nella squadra, non la difesa a 3 o a 4. Secondo me è la predisposizione dei centrocampisti e gli interpreti del centrocampo che possono fare la differenza in questa squadra. Cosa pensi di Bonatto?
Bonato fa quello che è in grado di fare. Purtroppo non è il miglior direttore sportivo che sia passato nella storia del calcio. Abbiamo lui, accontentiamoci. Poi chi lo sa, magari tutti questi colpi tutti questi colpi giovani tra quelli che vanno via e quelli che arrivano, non dimentichiamoci quelli che arrivano, magari in prospettiva daranno anche frutti, questo non lo sappiamo. Anche perché il settore giovanile del Cagliari ha avuto un aumento di qualità ultimamente da non sottovalutare, perché io sono andato a vedere i giocatori della primavera del Cagliari dell'ultimo periodo di Cellino. La maggior parte di loro non sono andati oltre la Serie C o addirittura la Serie D. Per esempio, adesso non vorrei dire, però Solinas ha fatto 0 presenze alla Triestina in Serie B, 0 presenze alla Torres in Serie C, poi è sceso in Serie D e a tuttora gioca nel Tempio in Serie D. Rusul lo stesso, adesso è in Serie C, cioè adesso è al Melfi, ma il punto più alto l'ha raggiunto in Serie C comunque. Anche Loi, che era di quel Cagliari, di quella primavera, che tra l'altro era entrato anche in prima squadra nel Cagliari, se non sbaglio ha una presenza, il massimo che ha raggiunto è stata la Serie C. Mentre se andiamo a vedere gli ultimi, tra virgolette, quelli che sono andati via quest'anno dal giro della primavera del Cagliari, insomma Simonetta è stato venduto per 1 milione al Como dalla primavera del Cagliari. Anche il ragazzo che è andato all'Empoli adesso mi sfugge, se non sbaglio Konate o Keita, non mi ricordo, Konate forse. Anche lui è nel giro della prima squadra dell'Empoli. Il ragazzo Carboni ha segnato anche l'ultima giornata con la Ternana. De Sogus è titolare nel Cittadella. Quindi il settore giovanile del Cagliari ha portato giocatori, tra cui Veroli, un altro esempio. Sono giocatori del settore giovanile del Cagliari, che però ultimamente stanno trovando molto più spazio. Io di giocatori che hanno fatto quel salto ho preso anche Lella, un altro esempio, Curfalidis. Però, per dire, Del Fabbro era dell'era Cellino. Anche De Jong era dell'era Cellino. Anche Barella era dell'era Cellino. No, Barella no. Barella è già dell'era Giulini. Però De Iola era dell'era Cellino. Cioè, era nelle giovanili negli ultimi anni di Cellino. Quindi sì, ci sono stati giocatori che hanno fatto bene. Andrea Carboni, un altro giocatore adesso al Monza, per esempio. Quello che non capisco è perché cederli. Ok che ti arriva l'offerta giusta, fai la plusvalenza, l'hai cresciuto tu a zero praticamente e lo stai vendendo per 8 milioni. Ci sta, lo capisco. Però magari non venderli tutti o magari tieniti un diritto di recompra come hai fatto con Curfalidis. Io l'operazione Curfalidis la capisco benissimo. Non sei pronto ancora per la Serie A, ti mando lì per 2 anni, però mi tengo il diritto di recompra. Nel caso diventi un giocatore da Serie A, ti riprendo. Ho il privilegio di poter superare tutti sull'offerta che ti posso fare. Quindi Bonato, secondo me, sta cercando di metterci una pezza in un modo o nell'altro, perché comunque lavora anche con molti pochi soldi. Capozucca e Carli hanno lavorato con i rubinetti aperti, tra l'altro. Bonato sta anche lavorando con i rubinetti chiusi. Quindi, insomma, io non so come giudicarlo Bonato, sinceramente. Non lo so. Perché è in una condizione in cui gli altri direttori sportivi non erano. Quindi, come fai a dire che Bonato è scadente quando chi c'era prima di lui ha fatto male ma aveva i rubinetti aperti e Bonato sta lavorando a rubinetti chiusi? Non lo so. Se posso avanzare una critica a Nicola, Ranieri ha cambiato per 12 volte la formazione iniziale nelle prime 14 partite di A. Forse dovrebbe avere un po' più di coraggio nel trovare la squadra. Sono d'accordissimo con te. Assolutamente Sergio, sono d'accordissimo con te. Perché, sì, ma il punto forte di superiorità numerica ha iniziato a buttare dentro giocatori offensivi senza dargli un'idea di gioco o comunque senza dargli uno schema. Ha sbagliato, ha sbarellato. Idem con l'Empoli. Non puoi togliere Makumbu che ti sta facendo la diga davanti alla difesa. E infatti poi nei primi 10 minuti del secondo tempo hanno sfondato completamente. L'Empoli era proiettato costantemente nell'area del Cagliari. Non puoi togliere Makumbu. Infatti poi è tornato al 3-4, cioè è passato al 3-4-3. Quando si è accorto che l'Empoli stava sfondando di nuovo è tornato al 4-3-1-2. Cioè, secondo me sta iniziando a capirle queste cose Nicola con questo organico.
E quindi sicuramente sì, il coraggio di, di provare la squadra, Sergio, sono d'accordo con te. Barella, Mancoso e Aresti nell'ultimo periodo, ma in realtà Mancoso è esordito col Cagliari nel... ah no, ho saltato di nuovo però, scusatemi. Era arrivato che... ok, qua. Celino a livello di marketing era mediocre. Insomma, allora, lo è stato a fine anni 90, aveva anche lui ridisegnato il logo per i 50 anni dello scudetto, no, non per i 50 anni dello scudetto, per i 40, nel 90, no, no, non mi ricordo. Aveva fatto comunque uno scudetto per lo scudetto con la fascia tricolore. Scusate, ho dato un colpo al microfono. Con la fascia tricolore sotto lo stemma del Cagliari. E qualcosa di marketing anche l'aveva fatta, però non ai livelli di Giulini. Giulini a livello di marketing. Giulini, poi penso sia stato Filucchi o quell'altro, adesso non mi ricordo, Passetti, mi pare fosse lui. Cioè erano esperti in marketing e hanno fatto un bel lavoro su quel lato. Il punto è quello che Giulini ha molto più competenze sul lato di impresa è sul lato calcistico che ha parecchi deficit. Quindi purtroppo se dobbiamo mettere sulla bilancia tutte le cose, Giulini fa quello che è in grado, cioè fa bene quello che sa fare, ma quello che non sa fare lo fa malissimo, anche perché lo delega alle persone sbagliate. Volevo ricordare che la tifoseria non va identificata solo in quelli che contestano. È importante dirlo, poi per carità si possono discutere le scelte, ma con civiltà. Sono d'accordissimo con te, Davide, però la tifoseria la prendi tutta. Ci sono i progiulini, ci sono i contestatori, ci sono i detrattori, e poi ci sono quelli che stanno nel mezzo, come io mi identifico almeno. Io non sono progiulini e non sono neanche un detrattore. Io capisco che una volta che tu hai una società non sia tutto semplice. Fai bene quello che sei in grado di fare, come ho appena detto, però poi devi essere anche bravo purtroppo ad affidarti alle persone giuste a cui delegare determinati compiti. Poi se hai la sfortuna di non essere bravo in quello, devi essere anche bravo però a capire che devi prendere un consulente per capire a chi affidare la squadra. A livello, ovviamente sto parlando di direttore sportivo di questo momento, che poi Bonato bisogna vedere se avesse lavorato con i milioni che avevano a disposizione Carli e Capozucca, non lo sappiamo che cosa avrebbe potuto fare. Sicuramente Baracca è un esempio banale, un esempio banalissimo. Anche Palomino sarebbe arrivato subito se avesse lavorato con gli stessi milioni che hanno Carli e Capozucca. Quindi io non lo so come effettivamente sono come direttore sportivo e che semplicemente sta lavorando con zero liquidità. Riprendiamo la dichiarazione del presidente Giulini di pochi giorni fa. Cosa pensi delle sue parole? Ha fatto parafulmine per non addossare, cioè per non far parlare la stampa solo della squadra. Tutto qua. L'unica cosa che penso. Luvumbo sarebbe meglio nel secondo tempo. Gigi Incani. Sono d'accordo al momento, per questo momento che sta passando Luvumbo, sì. Sarebbe meglio a partita in corso perché lui ha bisogno di riacquisire fiducia e quello lo può fare facendosi quei 20 minuti di intensità piuttosto che magari 70 da inizio partita in cui praticamente è consapevole di... porca troia, perché è disconnesso OBS Studio? Che succi? Ok, sono tornato ragazzi, scrivetemi nei commenti se sono tornato perché mi ha dato una disconnessione. Quindi presumo ci sia stata un'interruzione. Se infatti sono frizzato o no? Scusate, sto controllando in questo momento come siamo... Ah, è proprio internet che non sta trasmettendo allora.
tornato? Dovrei essere tornato in teoria. Fai vedere. Mica sta andando male molto comunque. Non capisco perché. Maledizione. È grave, eh. Perde un sacco. Sto laggando sicuramente parecchio, eh. No, male, male. Poi a caso ogni tanto funziona bene, ogni tanto funziona male. Non capisco. Vabbè, per il momento la chiudiamo qua, ragazzi, la live. Io vi ringrazio. Ne parliamo poi? O no? C'è ancora qualcuno? Fatemi sapere se c'è ancora qualcuno, altrimenti chiudo e mi dispiace, ci vediamo alla prossima. Se c'è ancora qualcuno rimango e se sta andando bene soprattutto fatemi sapere in che condizioni è la live, perché se sto andando male, sto funzionando male a livello di connessione, per salvare il salvabile ci fermiamo così, non lo so. Ditemi voi. Ma mi dice anche connessione eccellente, io non capisco se effettivamente sia così. Ok, ora va? Benissimo. Speriamo sia così. Sembra un po'. Ok, sembra un po' più costante anche qui, dai. Sembra. Allora, cosa stavamo dicendo? Mi sono dimenticato, ragazzi. Ehm, per l'Uvumbo, ok. Pure l'anno scorso un gol nelle prime 5 partite e 2 punti in classifica. Magari porterà bene. Speriamo. Non so che dirvi. Lo spero che porti bene. Poi rimane in rosa il misterioso Yankto, ma in realtà oramai consapevolmente fuori il rosa. Beh, Yankto si è perso dopo che ha fatto coming out, si è perso. Era un signor giocatore Yankto, io ero contento quando è arrivato a Cagliari. Mi dispiace, ma si è perso, non è più lo stesso giocatore. I giovani della cantera del Cagliari erano uno del calibro di Barella, si sono persi nel tempo e alcuni pochi hanno avuto la loro occasione, gli altri dispersi. Si sono persi nei meandri della Serie C. Perché comunque bisogna anche prendere in considerazione quello, cioè se tu non sei un giocatore che mi fai la differenza in Serie C, poi non susciti l'interesse delle squadre di Serie B o di Serie A. Purtroppo le prestazioni su quella da quel lato le prestazioni sono fondamentali per riconfermarsi per questi giocatori. Barella comunque è prodotto di Matteoli e Cellino, esploso con Giulini ma un talento difficile da non far esplodere. Ci puoi contare, sono Billo. Billo. Ci puoi contare, Billo. Barella era mostruoso da subito, quindi cioè è uno di quei classi giocatori che passano una volta. Buon pomeriggio a tutti. Io penso che Giulini non stia lavorando con il focus sulla squadra. Ha ben ragione. Gli promettono questo stadio da 5 anni. A questa parte, secondo me, è lì che sbaglia. Arriverà. Boh, secondo me lo stadio arriva comunque. Adesso nel 2025, cioè,
Lo stadio, è tutto pronto per lo stadio in realtà. Io sono fiducioso, io ci credo allo stadio che arrivi. È che il fatto che abbia risanato, tra virgolette, tutto il debito che aveva accumulato e che tutto quanto, tutti i conti del Cagliari siano a posto o comunque positivi nei numeri, ha influito sul fatto che il Cagliari avesse il via libera. Si è sentita anche l'imprecazione, lo so ragazzi, scusate. Purtroppo non ho linea fissa al momento ancora, perché purtroppo io mi sono trasferito non da molto e ancora non ho la linea fissa per internet, quindi sto lavorando con linee mobile, quindi purtroppo la qualità ogni tanto il segnale va e viene. Ehm, quindi ora ci sono Mina sempre da 5. Purtroppo in questo invio di campionato Mina, vabbè, contro il Napoli ha fatto cioè ha fatto un lavorone con Lukaku, questo bisogna dirlo. Non gli ha mai concesso la profondità, l'ha sempre bloccato. Con Lukaku ha fatto un lavorone, però c'ha certe amnesie che sono da infarto, è incredibile. È trasformato, non aveva mai sbagliato anche contro l'Empoli. L'azione del primo gol è nata da un suo lancio sbagliato e poi dal fatto che lui si è andato a pressare il giocatore che ha ricevuto la palla, se non sbaglio non mi ricordo, forse Esposito, è andato a pressare Esposito o ha segnato Esposito, no, ha segnato Colombo, è andato a pressare oltre il centrocampo Esposito. Cioè, non puoi con una difesa a 3 esporti così tanto e lasciare nella linea di difesa a 3 Macumbu, Marin e Luperto. Cioè, è un suicidio e infatti ha segnato l'Empoli. Mina sta andando parecchio, non dico male, ma quasi, Quindi, non so. Ah, vabbè, siamo tornati a una ventina di spettatori, dai, sono contento. Quindi, sei collegato alla linea della Kiko? Purtroppo sì, come aveva appena spiegato, purtroppo sì. Quindi, vabbè, adesso sono in live solo su YouTube, quindi dovrebbe andare leggermente meglio. Prima ero in live anche su Twitch e la linea era divisa su due, su due, su due streaming, quindi quello. Ehm, quindi in tutto questo, io la live l'avevo indetta per parlare di Giulini, sì ok, ne stiamo parlando, ma non di quello che volevo io. Allora, mi hanno accusato di... allora, vabbè, illuso la gente di questo è stato il primo topic che abbiamo affrontato. Poi qua mi hanno detto che, non riesco neanche a leggerlo. Eh, sì, hanno chiesto chi ero e quali dati ho analizzato su Obert, su Yankto, su... ehm, Jobert, Yankto, Zappa, Mina, Vitesca. Io ho analizzato gli stessi dati di quello che vedono di quello che vedono tutti i tifosi. Cioè, quello è il punto. Cioè, io ho giocato a calcio per circa 12 anni. Mina ha fatto solo il gringo. Lukaku ha fatto 2 assist e un gol. Lasciamo perdere, per favore, l'assist, cioè il gol che ha fatto. Regalo totale. Lì è un errore di Scuffet. C'è poco da fare. 2 assist, che cosa? L'assist a Di Lorenzo. Quello non è un assist. Quello è un appoggio. Quello non è un assist. Quindi, l'assist l'ha fatto bello. Gran merito a lui sull'azione del gol di Kvaratskhelia. Quello sicuramente. Però per il resto della partita Lukaku cioè, quando si trovava a essere uno contro uno con Mina, si è sempre ritrovato a poter solo ed esclusivamente fare sponde. Non ha potuto dare la profondità come gli aveva chiesto Conte. Conte a Lukaku si vede nell'analisi lunga della partita. Conte chiede a Lukaku di dargli profondità, quindi di inserirsi. E quindi magari cercare anche di passare oltre la difesa e ricevere palla dietro la difesa. Non è mai riuscito a farlo perché Mina gli era incollato. Mina ha fatto una bella partita contro il Napoli, poi si è perso nelle altre, su quello sono d'accordo.
Abbiamo un grosso problema che si sta sottovalutando. I giocatori delle altre squadre se capiscono che sei marcato da Mina e se parti un metro da lui non è in grado di riprenderti. Vero, per quello io continuo a dire che ci vuole un giocatore di velocità. È così. Ci vuole un giocatore dietro che sia veloce, per quello io spingo su Obert adesso. Prima dicevo Vitesca al posto di Zappa. Ma a sto punto vedo molto più appropriato Obert, perché ha quello scatto in recupero che può recuperare quel metro che viene dato a Mina. Capito? Perché comunque Mina sulle palle alte è importante. Non è che giocano sempre palla a terra le squadre, ci sono anche le squadre che giocano a palla alta e avere un Mina in più, insomma, fa comodo. Quindi non è adesso non è che siccome ha fatto 3 prestazioni diciamo non ottime, Mina è diventato scarso. No, Mina ha i suoi pregi e non dimentichiamoceli. Il Napoli di Conte si vede benissimo, oggi basta rivedere la partita di ieri, una squadra compatta, atleticamente in forma pazzesca e soprattutto con una cattiveria agonistica da 10, ma quello è l'effetto Conte. Cioè, Antonio Conte lo sappiamo che tipo di... cioè, l'impatto che ha Antonio Conte sui giocatori nella Serie A. Quello purtroppo lo sappiamo. Le squadre costruite da Conte hanno sempre giocato così. Poi, specialmente, ha ricevuto anche i giocatori che voleva alla fine Conte. Sono arrivati McTominay, è arrivato quel Neres, è arrivato il difensore centrale, è arrivato Buongiorno, cioè insomma ha ritrovato Anghissa, insomma Lukaku che è un fedelissimo di Conte, più c'hai i Giannotti Kvaratskhelia, Meret che sappiamo benissimo che è un buon portiere, la squadra ce l'ha. Conte secondo me ha fatto un lavoro più atletico e mentale che altro, perché le qualità, la squadra le qualità già ce le aveva. Ha vinto lo scudetto, le qualità ce le aveva ed è andata male l'anno successivo, quindi l'anno scorso. Quindi insomma, Ngonge, che tra l'altro è una seconda linea, 150 milioni di mercato, sì, ma mercato fatto bene, purtroppo c'è anche quello da contare. Mercato fatto bene. A volte non servono neanche 150 milioni di mercato. L'Udinese non mi sembra che abbia fatto un mercato da 80-90 milioni, eppure sta giocando bene. Il Torino idem. Eppure stanno giocando bene. Quindi anche il Torino non è che fa sto grande mercato ogni anno. Il Torino adesso, parliamoci chiaro, il Torino Cairo non spende molto sul Torino, però è sempre lì. Torino è sempre Serie A, tranquillo e pacifico, sta sempre a centro classifica, 10° posto. Quindi, insomma, fa gli investimenti fatti bene e quindi a volte non serve neanche spendere 150 milioni, devi essere bravo negli investimenti che fai. Questo è il punto. Ah, e poi c'è anche chi mi dice, adesso, per adesso chiudo la piccola polemica commenti. Me era stato detto anche Lorenzo sbagli di grosso per io che dicevo che gli Cagliari e Giulini comunque aveva fatto degli acquisti e aveva investito tanti soldi sulla squadra. Ed è vero, qui mi dicevano che abbiamo preso prestiti e giocatori con piedi rotti per 2 soldi e mi hanno accusato di essere un pro Giulini. Io in realtà su questo avrei abbastanza da ridire. Perché? Ora, l'analisi è molto semplice, il Torino è una grande tecnico Vanoni, il Parma è un gran progetto e via dicendo. Ma anche il Cagliari non è che è una squadra di scarponi, eh. Cioè, insomma, a me sembra che stiamo dando per scontato che il Cagliari è una squadra di scarponi, ma non è così. Il Cagliari non è una squadra di scarponi, ci sono giocatori con delle qualità. Manca un attaccante? Assolutamente sì. Manca un attaccante, è verissimo. Però i giocatori con le qualità ci sono. Puoi anche ovviare alla mancanza dell'attaccante in qualche altro modo. Ciao Davide, grazie mille per essere stato dei nostri.
Eh, allora, Palomino Mina, Luperto, che ne dici? Se non sbaglio, Luperto all'Empoli giocava come braccetto destro. Almeno Zappa potrebbe giocare come quinto. Vero, però avere un giocatore di piede mancino che gioca come terzo di destra, secondo me non è il massimo. E l'abbiamo visto con Palomino a Lecce, che ha giocato come braccetto di destra. Ogni volta dovessi riportare la palla sul sinistro e avere comunque meno angolo per aprire, continuare ad aprire sulla destra. Cioè, vuole un tempo di gioco in più avere. Bisogna essere consapevoli che avere un giocatore di piede sinistro che fa il braccetto di destra, quando la palla arriva a lui, richiede un tempo di gioco in più. Perché la palla se la deve spostare sul sinistro. Se vuole aprire il gioco vuoi continuare ad aprire il gioco verso destra. Bisogna contare anche quello. Quindi non saprei. Che però è la stessa cosa che fare per Obert, cioè in fin dei conti. È quello il punto. Manca un giocatore, un braccetto di destra adatto di piede destro. Torniamo lì. Per quello io dicevo di adattare Vitesca, perché è l'unico che è destro di piede. Purtroppo è quello. Quindi siamo così. Per l'ultimo commento, che è questo che mi dice che sono un pro Giulini, io adesso lo chiedo a voi che avete seguito la diretta con me. Secondo voi io sono un pro Giulini? Oppure no? Oppure cerco di stare nel mezzo e analizzare? Non lo so. Sono d'accordo col Parma, è la decisiva. Gigi Incani. Ha un grande peso la partita col Parma, ma decisiva no. Decisiva sarà, secondo me, al rientro dalla sosta. Dalla seconda sosta nazionali, quindi Torino. Dopo il Torino sarà decisiva. Che se non sbaglio c'è il Genoa dopo il Torino. E quello che fa, si gioca a destra ma è mancino. Sì, ma gioca a quinto. È diverso. Perché dietro di te c'è la difesa se giochi quinto. Invece se giochi il braccetto di destra, dietro di te c'è il portiere. E avere un tempo di gioco in più da quella parte, con squadre come poteva essere tra l'altro l'Empoli. Infatti, comunque dicevo, una squadra come poteva essere l'Empoli che ti aggredisce alto e ti aggredisce in fretta. Avere un giocatore che deve perdere un tempo di gioco per avere il pallone sul piede giusto può essere molto pericoloso per il braccetto di destra. Per il quinto di centrocampo un po' meno. Quello è. Ci sono ancora 33 partite da fare a io. Hai ragione, James Douglas Morrison. Hai ragione. Ci sono ancora 33 partite da fare, niente perduto. Nella stessa situazione, circa, anzi anche messi peggio, l'anno di Allegri. Abbiamo fatto il miglior piazzamento del XXI secolo con Allegri, partendo da 0 punti dopo 5 giornate, anzi 1 punto dopo 6 giornate. Quindi, ragazzi, siamo un po' più fiduciosi perché è appena iniziato tutto. È appena iniziato tutto. Quindi, dicevamo, chiedo a voi, secondo voi sono pro Giulini? Possiamo dare ragione a... Secondo me non esistono i progiulini, ci sono utenti che preferiscono parlare del Cagliari, non della società. Prima di tutto perché non si può cambiare il presidente. Allora, purtroppo no, non si può cambiare il presidente, vero. Però si può contestare. I progiulini ci sono in realtà, dobbiamo essere... bisogna vederlo, ci sono i progiulini. Cioè, nel senso, quelli che lo difendono a prescindere per tutto quello che fa. Ci sono. Purtroppo ci sono. Io non sono d'accordo con loro, come non sono d'accordo con chi è detrattore di Giulini a prescindere. Perché bisogna essere consapevoli di che cosa di quale cosa si sta parlando riferita a Giulini. Non puoi dire, cioè non è tutto bianco o tutto nero, come ho detto a inizio live. Ci sono
ci sono troppe varianti che, che influiscono sull'operato di un presidente. Quindi, secondo me sì, è sbagliato essere pro Giulini a prescindere, come è sbagliato essere contro Giulini a prescindere. Bisogna prendere il quadro della situazione e giudicare la singola operazione, non giudicare a prescindere qualsiasi cosa Giulini faccia. Poi, il pessimismo ci pervade a rosicò. Purtroppo sì, sono molti pessimisti sulla piazza. Perché? Perché hanno visto una squadra in difficoltà. Non c'è da dargli torto, eh. Io non sono pessimista, però qualche preoccupazione ce l'ho. Ma non sono pessimista, anzi, spero che Nicola sia in grado di risollevare le sorti della squadra e trovare una giusta collocazione a tutti i giocatori e una predisposizione in campo che sia efficace. Nicola saltò con il Parma o con la Juve. La squadra è in involuzione e non in crescita. Sì, sei pro Giulini. Vabbè, questo è il tuo pensiero, ovviamente lo accetto, chiaramente. Non è che molti dicono non è così, non hai capito niente. No. Se secondo te sono pro Giulini, almeno non sono pro Giulini a prescindere. Questo è il punto. Sono contento di non essere pro Giulini a prescindere. Alessandro, hai ragione. Nel calcio basta una vittoria per cambiare completamente l'umore. Verissimo. Che la squadra sia in involuzione, comunque, caro Rossano, non penso che sia in involuzione la squadra. E Nicola non salta né col Parma né con la Juventus. Su quello ne sono sicurissimo. Giulini ha detto che forse il problema è lui. Lui è cresciuto con Moratti e sta facendo gli stessi errori. Moratti ha iniziato a vincere con l'Inter solo quando ha dato tutto in mano a Branca e Oriali. Esatto, Ale Peddis. Non so se sia Alessio o Alessandro. Comunque, hai ragione. Cioè, è quello che dicevo a inizio live. Deve essere in grado di capire che deve affidare le sorti della società. Lui deve fare il presidente, cioè lui deve fare il proprietario. E deve lasciare che siano persone competenti sul calcio a occuparsi di tutto ciò che ha a che fare con l'atto sportivo. Perché se lui si limita a fare il proprietario barra il presidente e si limita magari a occuparsi del marketing e della pubblicità della squadra, dei fondi e di tutto quanto, fin lì abbiamo visto che è bravo e che per me può continuare tranquillamente a gestire le casse, gestire il marketing, gestire la società, gestire la questione stadio. Fa benissimo quello che sta facendo. Sarebbe meglio per il Cagliari se affidasse la gestione sportiva a persone competenti, un amministratore delegato che sia competente. Questa è la mia, per rispondere anche a Luigi Incani. Questa è la mia opinione su Giulini. Ti è sfuggito un mio commento prima dove ti chiedevo cosa ne pensassi delle ultime dichiarazioni di Giulini e come vanno interpretate grazie della live. Le ultime dichiarazioni di Giulini, l'ho detto, parafulmine per la squadra, per non far ricadere sulla squadra la pioggia di contestazione che si presagiva all'orizzonte dopo la sconfitta con l'Empoli. Cioè lui ha fiutato che stava arrivando una contestazione importante e non voleva che la contestazione arrivasse alla squadra per proteggere sia Nicola sia i giocatori, il morale, l'umore della squadra, la serenità della squadra. Quindi si è messo lì, ha fatto il parafulmine, ha detto scateno un po' di cacciara, faccio parlare un po' di me con queste dichiarazioni, così magari sia la stampa sia il tifo si preoccupa più di me che della squadra. E io devo dire che sinceramente non c'è riuscito tantissimo, però una bella fetta di prime pagine, tra virgolette, se l'è presa con questo. Cioè una bella fetta di chiacchiere se l'è presa lui piuttosto che la squadra. Per questo, per rispondere a Sporticus. Gigi Incani forse è migliorato. Non ho capito a cosa ti riferissi, Luigi Incani. Rossano Cosa, no, a prescindere no, ok. Quindi penso sia arrivato il mio pensiero, penso sia arrivato giusto.
Credo che prima di ottobre Nicola non salterà. Gli daranno fiducia ancora per un bel po', come è successo con Ranieri l'anno scorso. Sono d'accordo, ma cioè, allora io sarò anche abbastanza contro a esonerare un allenatore finché la squadra non inizia a remargli contro. Quando la squadra inizia a remare contro l'allenatore, allora sì. Perché ha ragione Cellino, gli allenatori li cambiano i giocatori, non il presidente. Perché quando i giocatori iniziano a remare contro l'allenatore, allora è lì che l'allenatore salta. Perché la squadra gioca male e i risultati non arrivano. Però quando la squadra è con l'allenatore, succede come è successo con Ranieri. Cioè Ranieri vuole dimettersi e la squadra dice no. Questo è il punto. Quindi secondo me finché la squadra non caccia Nicola, Nicola rimane, secondo me. Se riesce a concludere il nuovo Sant'Elia vende subito a tutta l'Arabia Saudita. Secondo me no. Secondo me se vende non vende né in Arabia né... Secondo me vende americani se deve vendere. L'importante è che non torni Silvestrone, perché da quello che ha raccontato Cellino Silvestrone era un... Cioè aveva tutto il progetto, tutto quanto, però poi alla fine non aveva soldi. Cioè era... a scatola chiusa voleva fare l'affare, però soldi non ne aveva Silvestrone. A mio modesto giudizio non credo che la società aspetterà così tanto per una serie di motivi che qui è troppo complesso spiegare. Riferito ad Alessandro. Sì, no, secondo me sì, Sporticus, secondo me aspetterà un po' prima di cacciare Nicola, perché devi anche contare che la squadra è stata costruita sul progetto Nicola e inserire un altro allenatore può avere forse in questo momento più aspetti negativi che aspetti positivi. Anche perché sappiamo bene che Nicola sa come riprendere una squadra in difficoltà. Anche se ce l'ha dall'inizio. Riprendere una squadra in difficoltà è il forte di Nicola. Non dico che ce l'abbia messa di proposito in difficoltà, chiaramente no. Però Nicola è forte a tenere il gruppo e secondo me riuscirà a riportare il Cagliari ad avere prestazioni convincenti, almeno a giocare col cuore e farlo con grinta e con grinta e con tanta voglia di far bene. Quindi, che ore sono? Le 8 meno 25. Dai, 10 minuti e poi chiudiamo, dai. Vediamo un po' le ultime domande. Makumbu gioca, vero? O l'ho letto male? Makumbu gioca, secondo me deve giocare Makumbu. Perché... Allora, Makumbu deve giocare, ma deve relegare i compiti offensivi ad un altro giocatore. Cioè non può occuparsi sia della fase di interdizione che della fase offensiva. Perché quando si protrae in avanti, quando si proietta in avanti, Makumbu inizia a giochicchiare. Finché è nella sua metà campo è più svelto. Cioè ha più paura di giochicchiare. Quindi, secondo me, può... aumentiamo un po' la chat. Aumentiamo un po' anche la chat così la vedo direttamente da qua. Tanto ormai... Così. Ok, ho già fatto la transizione. Posso anche uscire... Scusate, stavo combattendo con OBS Studio. Quindi prendiamo la chat. No, non fa. Ok, la lasciamo così. Quindi, dicevamo, Erando da cenare Serrao su bar. Dai, 10 minuti e Serrao su James. Allora, Maria. Ciao Maria Franca. Allora, in Coppa Italia abbiamo vinto solo perché avevamo di fronte una squadra di Serie B e non abbiamo certo stravinto. Contro il Parma sarà un calvario purtroppo. Non sono d'accordo, semplicemente per il fatto che la Cremonese è una squadra che è retrocessa da poco e oltretutto ha un organico che secondo me per la Serie B è tanta roba. Ha un allenatore molto capace
ed era in un momento di forma sia psicologica che fisica molto migliore rispetto a quello del Cagliari. Il Cagliari è arrivato alla Cremonese che era quasi allo sbando. Cioè il Cagliari è arrivato col morale a terra e sappiamo bene quanto possa fare la differenza il morale delle squadre in una partita secca, così com'è Cagliari Cremonese. Quindi secondo me no. Secondo me la partita con la Cremonese è stata una vittoria importante. Ma non solo perché abbiamo vinto con quel gol, ma quello che abbiamo creato. Per come si è proposto in campo il Cagliari. Forse chiedeva per la partita di Parma. Lui è un giocatore lento, macchinoso e scostante, lezioso, e lì c'è bisogno di un giocatore intelligentemente calcistico che detta i tempi. Ma Kumbulo è in fase di interdizione, ma non si deve... Allora, il punto qual è? Se tu metti Makumbu in interdizione, lui ti fa un'ottima interdizione. Se tu metti Makumbu a fare interdizione e impostazione, Makumbu sbarella. Makumbu va fuori, non ce la fa a gestire tutto. In quel caso gli serve uno a fianco che sia bravo a fare ripartenza, che secondo me è quello che ha fatto molto bene a dopo nella partita contro la Cremonese. A dopo è un ottimo interprete di centrocampo. Noi lo stiamo sottovalutando perché noi pensiamo che lo scambio Sulemana a dopo non regga, il paragone Sulemana a dopo non regga. Però Sulemana in fin dei conti ha fatto 15 partite a Cagliari. Ha fatto 15 presenze. Quando non è stato sostituito al 20° a San Siro contro l'Inter, mi sembra di ricordare, da Ranieri, dopo 20 minuti perché non gli stava dando quello di cui aveva bisogno in quel momento. Cioè Sulemana non è che era la panacea di tutti i mali come molti dicono. Sulemana è un giocatore che ha contribuito per meno della metà delle partite del campionato. Quindi, cioè, sì, tutto quello che vuoi un giocatore di prospettiva, se gli davi fiducia magari l'anno prossimo lo potevi vendere di più, verissimo. Però al Cagliari servivano un attaccante, serviva un braccetto, un esterno e serviva serviva anche chi è che è arrivato insieme a loro, e serviva l'attaccante, un centrocampista centrale e un esterno. Li ha presi tutti e tre dando semplicemente sulle mani. È un affarone, mi dispiace. Lavorando con così pochi soldi è un affarone. Quando Mina ha fatto l'errore di pressare Esposito al centrocampo, vedere Makumbu tentare di arretrare e coprire la difesa è stato un pianto. Purtroppo ha dovuto fare così, perché quando un difensore va avanti, già quando un difensore a difesa schierata a 3, quando uno dei difensori, o comunque quando il difensore centrale, in questo caso Mina, si va avanti, ve lo metto di così. Ok, difesa schierata a 3 non è molto schierata, le mie dita non sono molto schierate. No, mi fanno male le mani così. Ok, a 3 così. Ok, difesa schierata. Se Mina va avanti, questa è Mina, guardate, se Mina va avanti, questi due devono stringere così. Devono fare questo movimento qua. La difesa fa così. Devono stringere. Ma se ce n'è uno solo di giocatore e Mina è avanti, qualcuno deve andare a coprire e quello è per forza Makumbu. Tanto che poi è arrivato addirittura anche Marin a chiudere. Lì l'errore è di Mina. Makumbu e Marin hanno fatto il movimento giusto, cioè andare a coprire l'uscita del difensore centrale. Il punto è che è stata un'uscita avventata. E infatti ha portato al gol dell'Empoli. Lì non è un errore di Makumbu. Che poi tra l'altro parte tutto da un lancio sbagliato da Mina in impostazione. Cioè, lì Makumbu ha fatto quello che ha potuto. Poi non ha tenuto la linea del fuorigioco. Quello è... Cioè, ok che lo sanno fare tutti, ma gli automatismi ce li hanno i difensori centrali, non i centrocampisti. Se poi i centrocampisti si trovano a dover fare la linea dei difensori centrali, è normale che o lavori anche su di loro per automatizzare questi movimenti, oppure non fai uscire Mina a pressare in quella posizione, da sconsiderato. Quello è il punto. Ok, 41, dai, 5 minuti e ce ne andiamo, ragazzi. Cinque minuti e ce ne andiamo. Comunque, ragazzi, siete stati molti più di quelli che mi aspettavo. 228 visualizzazioni, niente male. Grazie ragazzi, siete stati fantastici.
Siete stati fantastici e penso che una live così, magari con una connessione più stabile, la possiamo rifare. Io vi do appuntamento, se volete seguirmi, io vi do appuntamento su Twitch, perché è molto più adatto a fare streaming. Però magari niente mi impedisce niente mi impedisce di niente mi impedisce di fare una live sia qui sia su Twitch, cosa che probabilmente farò. Quindi magari la faccio il mercoledì, la faccio su Twitch e il venerdì qua su YouTube. Dai, mi avete convinto, ok. Ricordatevi ovviamente martedì da Sporticus sulla live Red Blue Brothers, che sono presente anche io, ci sono gli amici del Cagliari Club Vikings, c'è Lorenzo, ci sono altri tanti ospiti pronti a parlare del Cagliari e della ultima partita giocata. In questo caso martedì parleremo ovviamente del risultato e della prestazione in Cagliari-Parma. Quindi io vi ringrazio tutti per essere stati con me, per aver partecipato a questa live. Sono stracontento, mi sono divertito tanto, e quindi sono sicuro che la riproporrò e parleremo di tante cose. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi giorni, ovviamente con giusto, ovviamente, vero, ci sarà la super live di compleanno di Sporticus. Super live di compleanno, i 3 anni di Sporticus. Sì. Quindi sarà super live, non una live qualsiasi. Ci sarà super live martedì con Sporticus. Quindi, stavo dicendo, ci sarà tanto da divertirsi. Riproporrò ovviamente questo format. Vi aspetto per la prossima volta. Ovviamente la live è grazie a voi, perché siete voi che ponete le domande e io cerco di darvi il mio punto di vista. Quindi vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Vi saluto, vi auguro una buona serata, buona cena. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Ciao!